Professor Di Natale, ecco, lei ha pubblicato il nono volume sulle diocesi, ora è la volta della diocesi di Nicosia. Questo nono volume è stato dedicato alla diocesi di Nicosia. È un volume di 550 pagine con 1680 note, con cui racconto tutto quanto avvenne in un secolo nella diocesi di Nicosia. La diocesi di Nicosia si trova nel cuore della Sicilia, nell'entroterra della Sicilia, abbraccia diverse province e lì sta operando un nostro vescovo conterraneo, Monsignor Salvatore Muratore, a cui ho voluto dedicare questo libro che racconta tutto quanto avvenne nella sua diocesi nell'arco di un secolo. È un secolo ricco di eventi, un secolo ricco di fatti, ad esempio attraverso lo studio delle lettere pastorali di ogni singolo vescovo ho potuto evidenziare la catechesi, l'attenzione alle problematiche sociali, alla nuova evangelizzazione, al concilio, e cioè tutto quanto gira attorno ad una vita della parrocchia. Questo è il nono volume che ho realizzato dopo quelli che ho pubblicato negli anni precedenti dedicati ad altre diocesi della Sicilia. Questa raccolta desidera dare un quadro completo sul cammino delle chiese di Sicilia, appunto nella nostra terra siciliana.